signore di te, che tu sei un ladro e... 16 maggio 1915. Nasce a Roma Mario Monicelli. Il suo primo lungometraggio, firmato con lo pseudonimo di Michele Badiek, è Pioggia d'estate del 1937, ma il suo esordio ufficiale come regista è considerato Totò cerca casa del 1949. Per un bel po' di tempo. Fra i padri della commedia all'italiana, Monicelli nel 1958 dirige il film che probabilmente inaugura il genere, I soliti ignoti. Sputiamoci in faccia, va. Nicoletta aveva detto che avevano spostato i mobili. La camera da pranzo era questa. Nel 1959, con La Grande Guerra, vince il Leone d'Oro e ottiene la prima nomination all'Oscar. Ne seguiranno altre 2 nel corso della carriera. I film di Monicelli da ricordare sono numerosi: L'Armata Brancaleone, Amici miei, Un borghese piccolo piccolo. Nonostante l'avanzare dell'età, l'attività di Monicelli non si è mai fermata. Il suo ultimo film è del 2006. Monicelli muore lanciandosi dalla finestra dell'ospedale San Giovanni a Roma il 29 novembre 2010. Monicelli.